Eccoci, io ci sono pronta. Spero che ci stiate ascoltando. Vedo il dottor Menin che non so se vuole fare un saluto prima che io inizi il mio soliloquio. Eccomi, eccomi. Allora, eccoci qua. Eh, direi è abbastanza anomalo organizzare attività di questa rilevanza, di questa portata, con questi volumi in così poco tempo. E però, come si dice, bisogna fare di necessità virtù e cerchiamo di individuare le soluzioni più adeguate per riuscire a offrire ai nostri interlocutori una serie di servizi di carattere informativo ma anche formativo e di restituzione su quello che è successo. Ecco, l'occasione di questo pomeriggio secondo me è particolarmente interessante perché è una sorta di chiusura di un ragionamento che abbiamo aperto incredibilmente favorevole momento, e cioè proprio nell'imminenza poi della sospensione di tutte le attività, però è stato un momento fruttuoso, un momento per noi importante in cui ci siamo prima di tutto messi in ascolto e quindi credo che l'occasione di oggi di sentirci restituito ciò che abbiamo sentito serva sicuramente a chi è collegato con noi ed è interessato a capire come dire, quello che è stato l'esito di un'elaborazione delle risposte ad alcune domande. Ma devo dire la verità, è stato molto interessante anche per noi che ci occupiamo poi di programmazione dei servizi, perché quanto più riusciamo a metterci in una logica di ascolto, tanto più siamo nelle condizioni di offrire un servizio tarato e a misura di quello che serve. E quindi il nostro augurio è che saremo in grado di rispondere a quelle esigenze che ci sono state manifestate anche in occasione di quel momento, per come sono state poi interpretate, lavorate da Sandra Rainero, che ringrazio fin d'ora, e che grazie al servizio di supporto al, al progetto di sistema di Orientati, che è diventato un po' il nostro punto di riferimento per quanto riguarda questo tipo di politiche, siamo stati in grado di mettere a disposizione del territorio regionale. Adesso mi taccio perché sto sbrodolando e non mi piace. Buon lavoro a tutti. Grazie, grazie dottor Monin. Come diceva Fabio Menin, io vi racconterò, cercherò insomma in mezz'oretta, lasciando magari tempo per le domande alla fine. Come vi diceva Ilaria, se avete delle domande scrivetele pure nella chat che poi noi le raccoglieremo e cercheremo nel tempo che ci è dato di rispondere a queste domande. Quello di cui vi parlerò è l'analisi di una fase di ascolto, come diceva il dottor Menin, che abbiamo fatto sottoponendo dei questionari alle famiglie della regione nel periodo, diciamo, del primo lockdown, della prima ondata della pandemia. È un'attività di ascolto che noi abbiamo iniziato già nel 2018 facendo un simile questionario agli operatori. Quindi quello che vi racconterò è un po' quello che è uscito da questa analisi, da questa indagine che abbiamo fatto. Allora, intanto per darvi alcuni numeri, partiamo dagli obiettivi. Gli obiettivi, come è già stato detto, era quello di capire per programmare meglio le attività di sostegno alle famiglie nel quadro delle reti dell'orientamento rispetto a quello che è emerso nell'attuale situazione, dando così maggiore efficacia e anche cercando dei modi innovativi per offrire attività di orientamento nella transizione soprattutto dalle scuole medie alle superiori, dalle superiori all'istruzione terziaria.
A chi abbiamo mandato questo questionario? Mi soffermo un po' sul profilo di chi ha risposto perché ovviamente faccio un po' la parte del dottor Fauci della situazione, è molto importante per capire anche i tipi di risposta che sono stati dati, ok? Quindi le famiglie che hanno risposto, 99,5%, quindi erano genitori di ragazzi delle scuole di primo grado, insomma delle scuole medie, sono stati raggiunti attraverso chi ha partecipato al roadshow che siamo riusciti a fare prima del 21 febbraio e poi anche attraverso la pubblicazione sul sito Orientati e attraverso le nostre reti che ci hanno fatto appunto da intermediari presso le famiglie. Il tasso di risposta è stato notevole, con più di 2000, quasi 2400 famiglie che hanno risposto e anche hanno risposto in maniera completa e il questionario si focalizzava su 5 diciamo aree di indagine, appunto le caratteristiche di chi risponde, le attività di orientamento, come viene percepito sia la qualità che l'importanza del buon orientamento per i propri figli, la valutazione delle attività che sono state fatte sia attraverso le reti ma più in generale in orientamento e poi abbiamo aggiunto, visto appunto il periodo particolare, un'ultima area che era quella di cercare di avere qualche feedback immediato, proprio in real time, sull'esperienza con la didattica a distanza e anche chiedere come l'orientamento possa diventare, fra virgolette, virtuale e quali siano, diciamo, i gradi di soddisfazione delle famiglie su questi tipi di attività. Allora, chi ha risposto? Intanto vi do una prima immagine che fa riferimento alla, diciamo, come sulla regione sono suddivise le risposte. Vediamo che nella parte un po' più occidentale, quindi la provincia di Vicenza, rappresenta la parte più importante del campione con un 46% circa. Seconda provincia, sulla parte un po' più orientale, Treviso e Venezia, quindi diciamo che il campione è un po' sbilanciato su queste tre, su queste tre province, sebbene abbiamo ricevuto delle risposte da tutte le province. Quali sono le caratteristiche? Cioè, chi ha risposto? Abbiamo fatto questa domanda anche per capire un po' qual è stato, cioè cercare di capire sempre la premessa, cioè cosa c'è dietro alle risposte che ci vengono date, cioè capire qual è stata l'esperienza anche in termini di orientamento, ok? Come termine di paragone personale rispetto a quello che viene offerto ai propri figli. Allora diciamo che la maggioranza delle persone che hanno risposto fra diploma di scuola superiore o terziario rappresenta la maggior parte insomma, 3/4 diciamo, dei rispondenti. Quasi l'80% se includiamo una specializzazione post laurea. L'età media è quella della DECA dei 40-49 anni, ok? O più di 50 anni, con una parte, diciamo, di genitori che rappresenta meno del 10% e che ha meno di 40 anni. Questo si riflette sull'età dei figli. Quindi 2/3 di chi ha risposto ha uno o più figli nella fascia d'età 10-14 anni, ok? Quindi diciamo fra elementari e medie. Solo un quarto ha figli che vanno alle superiori e qualcuno però ha anche figli maggiorenni. Questo da tenere in mente e penso che ritornerò su questo mentre vi dirò un po' la parte, diciamo, un po' descrittiva di quello che abbiamo chiesto. Allora, all'inizio abbiamo chiesto che cosa significa, qual è la comprensione, la percezione, i principi che stanno dietro il processo di orientamento, cioè che cosa significa aiutare il proprio figlio ad orientarsi. La prima
diciamo, allora, quando leggete questo, intanto vi dico una cosa che vale per tutte le tabelle, così le leggete meglio. Dove vedete l'arancio chiaro chiaro, vuol dire che è la cosa più importante, no? La cosa che emerge. Quindi, quando siamo in questa fascia qui, vuol dire che è molto, molto importante quello che viene detto. L'accento viene posto per le famiglie di questi ragazzi sul, chiamiamolo, l'interesse, l'attitudine, quasi la vocazione, no? La vocazione, cioè in questa fase l'orientamento serve a capire rispetto agli interessi, all'essere, no? A quello che è la struttura del, mentale, psicologica, anche di talenti, ok? E di interessi dei propri figli, l'orientamento serve a rafforzare o far emergere questi aspetti. Mentre sulla parte che riguarda diciamo, la parte del mercato del lavoro o di cose un po' più tecniche, in questa fase qui, vediamo per esempio la terza, il mercato del lavoro, che ovviamente riveste un'importanza inferiore. Quindi al primo posto ci sono c'è l'esigenza, o c'è, come dire, emerge molto forte l'idea che l'orientamento è un modo per far emergere la vocazione dei propri figli, sia in termini di interessi ma anche di capacità. Alla fine di questo percorso, che nell'idea dell'orientamento permanente è permanente, quindi non è mai finita, però anche questa risposta ci dà un feedback che gli interessi e la personalità dei giovani è diciamo, il risultato, ok? Che consegue a un percorso di orientamento. Come vedete, trovare un percorso che soddisfi il bisogno di conoscenza, ma anche gli interessi di mio figlio, rappresenta, diciamo, il risultato più importante del percorso di orientamento. Abbiamo anche chiesto, abbiamo fatto delle risposte, abbiamo fatto delle domande aperte, ok? Su 31 domande ce n'erano alcune aperte, per cercare di capire che cos'altro ci fosse di importante rispetto alle attività di orientamento. Allora, possiamo dire che ci sono due grandi categorie di attività di orientamento che noi abbiamo indicato, che sono le informazioni, da una parte, e quella che possiamo definire la consulenza, ok, dall'altra parte. Sono due cose un po' diverse, no? Il tema della consulenza appare molto più importante rispetto al tema delle informazioni, non perché non siano importanti, ma perché c'è più accesso alle informazioni, anche se dopo vedremo con delle differenze. Quindi la maggiore personalizzazione dei percorsi, ok, e l'attenzione a quelle che possiamo definire le soft skills, quindi alle competenze di vita, alle competenze trasversali, sono una degli aspetti che le famiglie sospettano da un percorso di orientamento su cui costruire. Un altro aspetto, e anche qui faccio riferimento alla fascia d'età dei figli e quindi a quel tipo di transizione, la qualità della didattica e diciamo, il lato umano, personale, di chi si occupa dell'educazione dei propri figli rappresenta un altro aspetto fondamentale per le famiglie che dovrebbe essere in qualche modo affrontato durante l'orientamento. Seguono poi invece altre tipologie di supporto o comunque di attività che invece vanno più nel senso di raccontare la realtà, ok, che ci circonda, quindi da una parte la globalizzazione, ma anche le trasformazioni grandi che stiamo vivendo e le richieste del mercato del lavoro. Nella sessione, nell'area successiva, siamo andati a chiedere alle famiglie quale sia il livello di conoscenza della rete o delle reti e degli strumenti che le reti dell'orientamento offrono.
Alla domanda se sa a chi rivolgersi, se ha bisogno di informazioni, ecco, insomma, qui c'è un po' un chiaroscuro, perché poco più della metà ha detto sì, poco meno della metà ha detto no. Ehm, quindi c'è una buona parte che ha bisogno di essere orientato sull'orientamento. Di queste persone che hanno risposto, tre quarti non è a conoscenza di strumenti online, quindi internet o app, ok? Che possano supportare i processi di orientamento. Fra quelli invece che quindi è il 25%, circa un quarto di chi invece conosce strumenti di questo tipo, diciamo che i più gettonati, quindi un terzo del campione, per strumenti intende i siti della scuola, mentre circa il 6%, poco più del 6%, indica il portale Orientati, su cui poi abbiamo fatto un affondo, come un punto di riferimento per questo tipo di informazioni. Abbiamo poi chiesto l'esperienza dell'orientamento, cioè a quali tipi di attività le famiglie hanno partecipato. Allora, anche qui vediamo due livelli che emergono. Voi vedete la prima parte dove visite gli open days, incontri di orientamento scolastico e fiere, rappresentano, diciamo, la parte più importante delle attività di orientamento a cui i ragazzi e le famiglie hanno partecipato. Mentre andiamo poi sempre in maniera decrescente su laboratori di orientamento, servizi di informazione online, mini stage e consulenza specialistica. Allora lì c'è da dire che mentre da una parte le famiglie chiedono percorsi personalizzati, l'offerta verte molto invece su informazioni, spazi informativi che sono per gruppi, no? Quindi se voi vedete dagli open days fino alle fiere, dove ci sono grossi gruppi, dove viene molto spesso o principalmente offerto orientamento informativo, laboratori, mini stage e consulenze specialistiche rappresentano, diciamo, numericamente una parte minore dell'offerta delle attività di orientamento. Abbiamo chiesto, e andrò veloce su questo, se oltre alle iniziative promosse dalle scuole, le famiglie hanno partecipato ad altre attività promosse da reti. Quindi se quasi il 90% dice che le scuole sono il luogo dove avviene l'orientamento, ci sono comunque delle famiglie che hanno avuto esperienze con altre reti, sia di tipo locale, per esempio comuni o camere di commercio, sia associazioni di categoria o fiere comunque a livello locale. Le domande successive fanno riferimento al contenuto informativo dell'orientamento. Sappiamo appunto, abbiamo da una parte l'informazione, cioè spiegare cosa succede fuori, e da una parte invece poi la consulenza che invece cerca di capire noi stessi come persone che hanno bisogno di orientamento, e quindi questa domanda faceva riferimento proprio al tema dell'orientamento informativo, cioè quali tipi di informazioni si richiede. Allora, la stragrande maggioranza dell'importanza del tipo di informazioni più importante, insomma, cioè le informazioni più importanti riguardano, per quanto riguarda le famiglie, quello che vengono i cosiddetti programmi scolastici, cioè i contenuti dell'insegnamento. Scusate. Non solo in maniera formale, ma in maniera sostanziale. Su questo c'è stato diciamo, l'espressione delle famiglie è stata quella di conoscere la realtà e non semplicemente i programmi scritti.
Altre attività extrascolastiche, anche queste si riferiscono all'esperienza prima della scelta, tipo stage, alternanza, ma anche corsi all'estero o cose di questo tipo, rappresentano un tipo di informazione importante per le famiglie. Altri tipi di informazioni che fanno riferimento a cose che le famiglie gradiscono o vorrebbero avere con più forza riguardano appunto da una parte la qualità della didattica, quindi come già vi dicevo, non solo il programma formale, ma anche gli aspetti sostanziali. E poi sia il rapporto con il contesto, da una parte, e una cosa che è emersa molto, dei punti di riferimento che non siano, non perché non siano apprezzati, ma per proprio esigenza di personale specializzato per eventuali difficoltà o problemi di orientamento. Nella parte invece che riguarda la parte più consulenziale, quando parliamo di supporto parliamo soprattutto di supporto personalizzato, abbiamo chiesto quali sono le tipologie di supporto che le famiglie cercano nell'orientamento. E qui appare, forse non so se era un momento in cui la parte, diciamo, personale di relazione fosse particolarmente sentita. Non credo che oggi sia cambiata questa cosa. Il supporto specialistico che avviene a livello individuale. Questo è uno dei tipi di supporto molto richiesto dalle famiglie, quindi proprio delle figure esperte, soprattutto per quanto riguarda quegli aspetti così trasversali che al di là dello studio delle materie possono far crescere i propri figli. Quindi, di nuovo, delle figure che siano in grado di ascoltare i giovani. In questa area di indagine invece abbiamo chiesto proprio una valutazione dell'esperienza di orientamento che le famiglie hanno avuto. Su questo abbiamo offerto insomma, una serie di item, di risposte, in cui abbiamo chiesto appunto, scusate, il gradimento. Per quanto riguarda l'aspetto informativo, quindi la chiarezza delle informazioni ricevute, vediamo che la soddisfazione è molto soddisfatto o estremamente soddisfatto. Mentre se dobbiamo trovare la minore soddisfazione, la vediamo in quello che viene definito il coinvolgimento attivo nella scelta. Cioè questo quasi a dire che abbiamo ricevuto un sacco di informazioni, ma sono molto generiche, potrebbero essere di nuovo più personalizzate e più coinvolgenti per quanto riguarda il ruolo delle famiglie e dei ragazzi in questa scelta. Un altro aspetto che non è particolarmente, diciamo, soddisfacente dal punto di vista delle famiglie, è quello del consiglio offerto dagli insegnanti sulla scelta. Gli insegnanti sono un punto di riferimento proprio perché molto spesso manca invece le figure più specialistiche rispetto all'orientamento. Gli obiettivi più importanti dell'orientamento, questa era una domanda così che abbiamo fatto di controllo rispetto a quelle che abbiamo fatto all'inizio, è legata a appunto il principio che sta dietro all'orientamento, cioè proprio l'obiettivo, la finalità.
E anche qui vedete che al primo posto ci sta capire meglio cosa potrebbe fare da grande mio figlio o mia figlia. Anche qui vediamo appunto la vocazione, gli interessi, i talenti, ok, che vanno al primo posto rispetto alla scelta di una scuola, ok? Cioè la scelta di una scuola avviene solo nel momento in cui questi elementi personali di contesto che riguardano i propri figli sono chiariti. Anche qui, visto che insomma 2/3 erano genitori di bambini e ragazzini delle scuole medie, vediamo che trovare lavoro non è certo una priorità di questa fase. Per concludere, qualche parola sulla esperienza con la didattica a distanza. Abbiamo voluto fare appunto un test su come fra il mese di aprile e maggio funzionava la didattica a distanza, fase 1, per poi invece concludere rispetto a un'eventuale diciamo, virtualizzazione dell'orientamento. Allora, quando abbiamo chiesto alle famiglie il ricorso alla DAD, abbiamo visto che praticamente tutti i ragazzi seguivano didattica a distanza nel periodo di riferimento, 99,5%. Sappiamo che uno dei problemi, dico uno perché poi ce ne sono molti altri, è l'accesso, quindi l'accessibilità della didattica a distanza, su cui insomma si è lavorato molto. Quindi abbiamo chiesto alle famiglie rispetto agli aspetti tecnici della didattica a distanza, degli strumenti a disposizione delle famiglie, e quindi vedete la disponibilità di strumenti fra connessione internet, ovviamente il cellulare o lo smartphone, circa metà delle famiglie ne ha uno per ogni figlio, circa il 40%, ma più di uno sicuramente a disposizione della famiglia. Il tablet non è così diffuso come ovviamente il cellulare, e così come anche il computer. In genere, come vedremo adesso in questa slide qui, cosa che ci ha un po' sorpreso è stata che il 30% delle famiglie intervistate del campione dice che non ha avuto nessuna difficoltà con la didattica a distanza. Avevamo messo molti tipi di difficoltà, oltre a quella tecnologica, però vedete che le difficoltà più alte incontrate invece ricadono proprio circa il 40% nella connessione, quindi c'è una poca connessione, non insufficiente connessione internet, ok? E un quarto delle famiglie si è trovata in difficoltà nell'affiancamento. Sappiamo che nella didattica a distanza, soprattutto per i bambini, per i ragazzini più giovani, i genitori molto spesso hanno dovuto affiancare i propri figli, quindi circa un quarto ha evidenziato questa come una difficoltà. Su tutti gli altri ostacoli che avevamo proposto, veramente c'è stata pochissime famiglie che hanno indicato, soprattutto, guardate, mancanza del rapporto diretto, delle difficoltà di tipo psicologico, relazionale o anche operativo. Qualcuno, sempre comunque un numero abbastanza ridotto, ha evidenziato la percezione di solitudine
vi ricordo che questi sono stati questionari risposti dalle famiglie, magari se avessero risposto i ragazzi avrebbero risposto in maniera diversa. Una domanda riguardava il portale unitario di Orientati, quindi orientati.org. L'11% dei 2000, quindi circa 250 persone o famiglie, ha consultato il portale unitario Orientati. Orientati ha ricevuto generalmente buone, come si dice, recensioni, chiamiamole così, soprattutto per quanto riguarda la chiarezza delle informazioni, la facilità di accesso, ok? Mentre se proprio dobbiamo guardare nel dettaglio, qualche criticità in più rispetto agli altri item che avevamo proposto è stata l'utilità. Quindi ancora un tema in cui non c'è un giudizio negativo, per carità, però c'è qualcuno che ci deve pensare un po' di più rispetto all'utilità delle informazioni che sono presenti nel portale unitario. Per concludere, l'ultimo pezzo, poi eventualmente lascio proprio la parola a qualche domanda. Abbiamo chiesto se l'orientamento andasse a virtuale, ok, qual è il livello di gradimento. Devo dire, se voi avete notato rispetto anche alle altre tabelle che vi ho fatto vedere, agli altri grafici, qui c'è molto più grigio. Diciamo che le famiglie di fronte alla domanda se le attività di orientamento fossero virtuali, quanto sareste soddisfatti. Ok? Vediamo che il livello di soddisfazione più alta, seppur molto relativamente inferiore a tutte le altre risposte o gradimenti, riguarda la partecipazione a distanza nelle aule virtuali, però con la possibilità di interagire, ok? Mentre sulle altre possibilità, qui stiamo parlando solo delle attività di gruppo, ok? O di colloqui, sia la partecipazione ai laboratori virtuali che soprattutto ai colloqui individuali c'è insomma abbastanza, come dire, non c'è un atteggiamento positivo, no? Siamo un po' cinici nel dire non stiamo convinti. Un altro aspetto riguarda invece come la parte della fruizione autonoma di informazioni su scuola e mercato del lavoro può essere efficace ed efficiente utilizzando metodi virtuali. Anche qui vedete comunque che non c'è una grande soddisfazione verso l'utilizzo di informazioni virtuali, se non accompagnate comunque da interazioni. Ciò che pare o che riscontra, diciamo, un maggior grado di soddisfazione è l'idea di avere video dimostrativi delle scuole superiori. Mentre su altre possibilità, sia dei test attitudinali che ai video sul mercato del lavoro, c'è, o articoli addirittura sul mondo del lavoro, c'è un po' di reticenza o di insoddisfazione. Ok? Concludo dando un po' di punti rispetto a cosa è emerso. Allora, tornando all'inizio, quello che è emerso è uno spaccato sicuramente di tante famiglie che però fanno riferimento appunto a quella fascia
di, di età dei figli, e quindi se noi avessimo fatto questo questionario a famiglie dei ragazzi delle superiori piuttosto che ai ragazzi stessi, magari non avremmo, soprattutto sul tema dell'orientamento virtuale, non avremmo avuto le stesse risposte. Nella fase di scelta fra la superiore, primo grado e secondo grado delle scuole superiori, la parte in presenza e la parte relazionale diventa molto molto più importante. Allora, la prima cosa che abbiamo sicuramente evidenziato è che l'orientamento ormai è diventato una parte strutturale dell'offerta scolastica, che si è evoluto molto e che è molto più comprensivo rispetto alle esperienze avute personalmente dai genitori. Quindi le famiglie si aspettano che le scuole offrano un buon orientamento. Il secondo punto che è emerso in maniera proprio trasversale e che riguarda di nuovo alla tipologia del campione è appunto la grande importanza sul momento di crescita e di sviluppo dei propri figli, e quindi l'attenzione che l'orientamento deve avere rispetto alle inclinazioni, ai talenti, gli interessi, le vocazioni dei ragazzi. Un terzo elemento che è uscito in maniera così anche questa trasversale è il gradimento da parte delle famiglie di quelle che possiamo definire figure di orientatori full time, cioè non i professori che pur essendo i punti di riferimento importanti per le famiglie, ma chi ha delle competenze specialistiche in tema di orientamento. Il quarto aspetto faceva riferimento a quello che vi ho detto, quindi il contesto relazionale strutturato, ok? Che non guarda solo i programmi, ok? Ma guarda gli aspetti sostanziali, cioè quindi la qualità, come vi dicevo, lo sviluppo di competenze di vita e la possibilità di fare esperienze che non siano solo ed esclusivamente legate, diciamo, al percorso puramente scolastico. Il quinto punto è appunto quello che vi ho detto, che l'orientamento da parte delle famiglie viene percepito, l'orientamento virtuale viene percepito in maniera non positiva, quindi che non sia efficace tanto quanto l'orientamento, tra virgolette, reale, in presenza, anche quando l'esperienza, come avete visto nella didattica a distanza, non era di per sé negativa. Un ultimo aspetto che abbiamo visto e che riguarda appunto specialmente questa fascia di famiglie con questi ragazzi, che è necessario pensare ai contenuti dell'orientamento a seconda del target di riferimento, perché abbiamo visto che ci sono diverse attitudini o disposizioni rispetto ai canali e agli strumenti che variano molto rispetto all'età dei ragazzi. Ecco qua, quindi io avrei finito la mia presentazione, abbiamo ancora 5 minuti, se ci sono domande. Sì, allora come dicevo all'inizio, se avete domande potete utilizzare la chat. Intanto rispondo più che altro a una domanda tecnica. Qualcuno ha chiesto dell'attestato di partecipazione al seminario di oggi, sarà disponibile prossimamente nella sezione I miei attestati della dashboard e poi lo potrete downloadare, quindi per chi ne avrà bisogno. Dicevo, se avete altre domande, utilizzare tranquillamente la chat.
Facevi una domanda magari così, ma a voi Sì. non vi ha sorpreso questa differenza fra il gradimento della didattica a distanza e invece, diciamo, l'atteggiamento piuttosto sospettoso rispetto all'orientamento virtuale? No, non ci sono stati sorprese. Perfetto. Bene. Allora, se non ci sono domande, io vi saluterei, vi ringrazio dell'attenzione, vi ricordo anche che il materiale sarà pubblicato, diciamo, nelle prossime settimane sul portale unitario Orientati. Vi saluto, non so se il dottor Menin è impegnato in altre cose o se vuole dare un ultimo saluto. Da parte mia è tutto, vi ringrazio. Grazie Sandra. Grazie a tutti, buona serata.